Bene mister, una sconfitta di misura come si dice, una grande partita la vostra, avete avuto delle belle occasioni nel secondo tempo, grandi parate del portiere avversario, il risultato è bugiardo secondo lei? Credo sì, se parliamo del risultato credo che oggi sia bugiardo perché credo che ci siano viste due ottime squadre e credo che oggi il campo avrebbe meritato che uscissimo entrambi con un punto, perché è quello che credo forse avrebbe soddisfatto entrambi. È chiaro che il Portogallo è una squadra, sappiamo, lo dimostrano i punti che hanno e la posizione in classifica che ha. Sappiamo che non molla mai fino alla fine, ha dei giocatori di temperamento, ma noi oggi credo che siamo venuti qua soprattutto a dimostrare che credo che oggi ci sono 12 punti di differenza con noi in Portogallo, ma credo che onestamente abbiamo dimostrato che non ci sono. Poi il calcio è fatto di 1000 situazioni, 1000 episodi e oggi credo come un po' tutta la nostra annata è segnata un po' da così episodi che a volte ci castigano anche quando non meritiamo, e quindi è chiaro che questo poi fa la differenza nel campo. Però io sono andato in spogliatoio e ho radunato la squadra, ho fatto i complimenti a tutti per la prestazione che abbiamo fatto, non abbiamo nulla di cui rimproverarci, nulla di cui dobbiamo abbassare la testa, anzi se giochiamo sempre come abbiamo fatto oggi, io credo che da qui in avanti abbiamo tutte le possibilità di recuperare, non dico perché bisogna essere anche obiettivi, 12 punti del Portogallo sono tantissimi per la squadra che è il Portogallo, però credo che il nostro obiettivo è quello di, prima di tutto, di cercare di fare il meglio che noi possiamo e di arrivare a fine campionato a accorciare questa distanza. Sì, voi avete il capocannoniere del campionato, però oggi insomma, le difese si sono annullate, anzi hanno prevalso sugli attacchi, diciamo. Come avete impostato la partita? Di contenimento o di attacco? No, io ho detto alla mia squadra andiamo a Portogallo, non abbiamo nulla di cui dobbiamo fare calcoli, perché quando si sono a 9 punti dobbiamo solo dimostrare che siamo una squadra vera, che siamo una squadra che ha orgoglio, che siamo una squadra organizzata, dobbiamo andare là a giocare la nostra partita con le nostre qualità, sapendo chiaramente che incontravamo una squadra importante e credo che oggi chi è venuto a vedere la partita si sia divertito, ha visto una buona partita, forse anche diciamo un po' di livello superiore di quella che è la categoria. Poi ripeto, al 91esimo questa fa parte del calcio, potevamo fare gol noi prima, non l'abbiamo fatto, l'hanno fatto loro, pazienza, si vede che, ripeto, quest'anno le situazioni quando ci devono girare un po' a favore, dai, non ci girano, questa è la verità. Sì. Però ripeto, non ho nulla da recriminare ai miei e faccio i complimenti al Portogallo perché oggi più dell'andata sinceramente ho visto una squadra che merita la posizione che è. Sì, mi ha bruciato l'ultima domanda di chiusura perché all'andata lei aveva detto che non c'erano quei 3 gol di differenza e oggi insomma l'avete dimostrato. E poi rimangono i fatti nel calcio che sono le posizioni in classifica, quindi, perché poi sono quelli che contano. E noi le prendiamo atto, però siamo consapevoli, ripeto, e faremo da martedì ancora qualcosa in più per cercare, ripeto, di ridurre questa distanza. Ci brucia perché dentro di noi sappiamo che non c'è questa differenza, però fa parte delle annate calcistiche, quindi ne prendiamo atto e lavoriamo, continuiamo, non abbassiamo la testa e vedremo a fine anno che cosa succederà. Bene, grazie mister.